Eccoci di nuovo in diretta, buonasera cari telespettatori e benvenuti nell'altra puntata di Insieme delle Persone Mi So Veneto. Come sapete, una variante del talk show Insieme delle Persone con la specifica riferita al nostro territorio, al territorio veneto. Ecco, in queste ultime settimane è montata la polemica da parte di molti diciamo, intellettuali o comunque esponenti di spicco del mondo del Sud che hanno osteggiato l'autonomia, perché loro ne fanno esclusivamente diciamo, come dire, una forma, una caratteristica di tipo semplicemente economico, cioè pensano che i veneti vogliono semplicemente i cosiddetti schei, io lo dico anche male, dell'autonomia, cioè il famoso avanzo rispetto alle tasse, rispetto a quello che si spende. Io invece credo che l'autonomia deve essere considerata come identità culturale. Il Veneto ha delle caratteristiche uniche, delle caratteristiche particolarissime che lo identificano sotto l'aspetto della cucina, sotto l'aspetto dei monumenti, sotto l'aspetto della cultura, anche delle proprie origini storiche. Ecco, la mia trasmissione in queste settimane, se ci sarà la possibilità, come spero e vorrò fino a giugno, ecco, andrà proprio alla ricerca di questa identità. Quindi faremo questa scoperta assieme di questi aspetti, perché sono sicuro che molti di voi magari avranno sentito solo parlare di cultura, di storia, lo vedremo anche nelle prossime puntate, e invece c'è tanto da scoprire, c'è tanto da informarsi e ripeto, se noi non prendiamo coscienza, consapevolezza delle nostre origini, della nostra identità, del nostro modo di mangiare, sicuramente questo aspetto non è più autonomia. L'autonomia nasce anche da questo, essere consapevoli di questa coscienza. Bene, prima di parlare, di presentare gli ospiti, vi voglio subito dire gli argomenti. Oggi parleremo ovviamente di autonomia veneta, di aggiornamenti sulla situazione, quella che si sta creando, perché ogni giorno ci sono delle novità, un aggiornamento sul disastro di Belluno che c'è stato durante l'inverno e ancora cucina veneta. Bene, andiamo subito a presentare gli ospiti. Abbiamo il piacere di avere qui con noi Roberto Ciammetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Di nuovo Paolo Karatossidis, Presidente dell'Associazione Cultura e Cucina, nonché il fautore del primo Festival della Cucina Veneta. Buonasera a tutti. Roberto Agirmo, Indipendenza Noi Veneto. Buonasera a tutti e Mi So Veneto. Andreas Ronco, giornalista Il Veneto Imbruttito. Buonasera. E poi Riccardo Szumski, spero di aver detto bene il suo cognome, sindaco di Santa Lucia di Piave. Bene, sì, grazie. Buonasera a tutti. Bene, benvenuti gli ospiti. Ecco, quindi, come dicevo prima, spesso qua alla fine ci vogliono, fra virgolette, sabotare, io dico l'autonomia, perché dico al sud, io poi mi sono informato, ho chiamato anche amici giù in Sicilia, in Calabria, ma tanto voi lo fate solo per i soldi, alla fine vi interessa solo quello. E invece adesso scopriremo nelle prossime puntate, anche in questa, che effettivamente il Veneto invece ha delle caratteristiche. Oggi parleremo principalmente di cucina, perché abbiamo Paolo Karatossidis e anche Andreas Ronco, che sono giornalisti che spiegano, il primo Coco, il secondo blogger e giornalista, che ci spiegano quali sono anche le caratteristiche culinarie del nostro territorio. Però c'è da dire una cosa, Paolo Karatossidis, effettivamente oggi l'Italia pensa che in Veneto si mangi male. Vogliamo sfatare un po' questo mito, perché alla fine quelli del sud dicono ma noi abbiamo la pizza, a Napoli siamo famosi, si mangia bene, in Sicilia abbiamo questo, i dolci, eccetera, eccetera. Abbiamo delle ottime pizzerie, forse tra le più premiate anche in Veneto, comunque, tanto per chiarire. Comunque credo che sia, diciamo, più forse una burla. Credo che il Veneto non abbia nulla da imparare, diciamo, cioè abbia molto da imparare, ma non abbia nulla da invidiare, ecco, dalle tradizioni culinarie regionali italiane, ma anche straniere. La cucina veneta rappresenta un mirabile esempio di cucina internazionale, probabilmente, e non è un'iperbole, è il primo esempio di cucina, passatemi il termine, fusion o diffusione della storia,
quando noi sbarcavamo tonnellate e tonnellate di spezie a Venezia, dalle altre parti non avevano nemmeno la cognizione di quello che rappresentava la cucina veneta in termini di prodotto e di cultura del prodotto. Quindi noi abbiamo una storia millenaria a livello gastronomico che purtroppo è stata sempre sottostimata dalla critica gastronomica internazionale e nazionale già dai tempi del Pellegrino Artusi, che ci liquidava in 3 righe con un po' di risi, un po' di fagioli, un po' di polenta. Ma la geografia del nostro territorio è una geografia talmente complessa, talmente variegata. Basta pensare, abbiamo la laguna, abbiamo la pianura, abbiamo i colli vulcanici, abbiamo le Prealpi, abbiamo le Dolomiti, abbiamo il lago di Garda. Cioè questa è una piccola nazione da un punto di vista oggettivo e quindi rappresenta una complessità di prodotti, di storie gastronomiche. Noi andiamo a incrociare la cucina mitteleuropea. Sull'Imes del Po, sul confine del Po, abbiamo degli elementi di cucina emiliana, abbiamo degli elementi di cucina perfino medio orientale o asiatica e questa cucina è sempre stata innovativa. Ecco, la parola d'ordine della cucina veneta è sempre stata l'innovatività e su questa noi non abbiamo da invidiare veramente nulla. Andrea Serrocco, ma come mai poi alla fine Paolo Calatosiris adesso ha detto la cosa giusta? Abbiamo la montagna, abbiamo i laghi, abbiamo il mare, abbiamo la pianura, quindi anche i colli, quindi i vini, le eccellenze. Però perché diciamo, il marketing, so che lei appunto ha studiato anche questi aspetti, perché il marketing del Veneto a livello culinario non l'ha mai sfondato a livello nazionale? Ma credo che sia una questione di mentalità, no? Non è che non ha funzionato solo a livello di cucina, ma anche su tante altre cose. Okay? Noi veneti dico sempre che sappiamo venderci male, ma questo non perché non sappiamo fare le cose, perché le sappiamo fare anche molto bene e ci sono delle eccellenze non solo sulla cucina ma su tante altre cose che la gente nemmeno immagina, ok? E siamo poco comunicativi, la mentalità è un po' quella, io dico sempre, prendo da mio papà che lui il faceva, testa bassa, avanti come un musso, okay? E che interessava più i fatti che le parole, ecco. Quello che per me quello che vedo io come problema, okay? Avendo studiato a Milano, avendo vissuto anche in tante città grosse anche in Europa, vedo che noi siamo poco bravi a parlare. Tante volte siamo veramente in difficoltà a volte ci vorrebbero un po' meno fatti e più parole, ecco, per vendersi meglio. Ecco, questo secondo me è il nocciolo del focus. Sono d'accordo. Infatti in questo senso, secondo me, Paolo Calatosiris ha fatto una bella iniziativa, questo Festival della Cucina che adesso il nostro regista Marco ha appena inquadrato, che è un'iniziativa, vogliamo parlarne Paolo, cioè veramente, diciamo, finalmente direi come iniziativa. È un'iniziativa molto ambiziosa, è il primo Festival della Cucina Veneta effettivamente della storia. Perché poi il primo Festival della Cucina Veneta della storia? Perché all'interno del Veneto ci sono differenti tradizioni, la cucina padovana, c'è la cucina vicentina, c'è la cucina veneziana, abbiamo tradizioni e storie che sono complesse e spesso e volentieri, tra l'altro anche per una questione proprio storica, quasi di ritornare alla divisione dei comuni, si sono create quasi delle enclavi che non comunicavano a vicenda. Ecco, questo è un esperimento di riunificazione del contesto gastronomico veneto, che chiaramente andrà a toccare la cultura, andrà a toccare la cucina, chiamiamola in termine mainstream, no? Ci saranno gli show cooking, ci saranno convegni importanti, abbiamo ricevuto il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, inviteremo il Ministro Centinaio che è molto attento tra l'altro sulle battaglie per il cosiddetto contro l'Italian sounding, perché sappiamo che all'estero il prodotto italiano ma anche il prodotto veneto viene imitato e questo è un gravissimo danno per la nostra economia. Tra l'altro una cosa molto interessante che abbiamo avuto modo di riscontrare in questi giorni, che è uscito anche il rapporto strategico sul turismo per il prossimo quinquennio dell'assessore Caner, ed è interessantissimo perché la Regione Veneto da questo punto di vista si sta comportando in maniera dal mio punto di vista egregia, perché sta tracciando una linea. Ecco, la cucina non è solamente il mangiare e il bere legato a quel determinato momento, la cucina è economia del territorio e se noi uniamo cultura e cucina
Cucina, il nome anche dell'associazione che presiedo, sappiamo che questo binomio è un volano incredibile dal punto di vista economico per lo sviluppo del territorio e la ricchezza del territorio. Presidente Ciambetti, il Caratosidis ha detto una cosa giusta, cioè alla fine... L'abbiamo votata l'altro giorno, avete... questo programma di promozione e di fare una campagna unica che veda appunto cucina, cultura, turismo messi assieme, perché siamo la regione più turistica d'Italia, 60 milioni di presenze all'anno. Già lo facciamo in maniera discreta, diciamo, una promozione anche al di fuori delle spiagge o delle città d'arte, ma sempre più dobbiamo investire in questo, e quindi, come diceva Caratosidis, è effettivamente una cosa che dovremmo sicuramente fare meglio. Diceva prima Ronco, magari siamo stati troppo attenti magari al manifatturiero, al produttivo, che va comunque spinto e promosso, ma abbiamo tante altre ricchezze e tante altre eccellenze che possiamo vendere meglio rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso. Certo, perché poi in effetti molte altre regioni si stanno attrezzando con i cosiddetti tour enogastronomici, no? Ci sono magari certe regioni che non hanno magari meno storia e meno, come dire, aspetti culturali, però un monumento un po' aggiustato, qualche cantina, e organizzano pullman, eccetera. Invece magari noi dovremmo spostare i turisti da Venezia, perché altrimenti concentriamo tutto là. Infatti lo sforzo che dobbiamo fare appunto è riuscire a far sì che le città, che i luoghi che sono in questo momento anche in overbooking e in presenze troppo massicce rispetto a quello che possono sopportare, riuscire a spostarli invece nell'entroterra, nelle nostre colline, nelle nostre campagne. Noi abbiamo un agroalimentare che ha dei numeri incredibili, dobbiamo riuscire appunto a mettere assieme queste cose per valorizzare meglio il territorio. Mi permetto di dire che tra l'altro come regione abbiamo una serie di prodotti tipici, DOC o di OCG, anche storiche, evidentemente il riso della Scala o i nostri vini o tante altre cose che appunto abbiamo in quantità veramente incredibili rispetto ad altre zone d'Italia. Ricordo che ad esempio le confraternite enogastronomiche nascono in Veneto per promuovere appunto le nostre eccellenze. Si può sempre fare meglio e dobbiamo fare meglio in questo settore, dove appunto abbiamo molte altre cartucce da sparare e magari ottimizzare anche gli obiettivi da colpire. Benissimo, ecco, adesso il Presidente Ciambetti mi ha promesso prima che mi darà una data per l'autonomia, però lei non dà date, vero? No, te l'ho già detto l'altra volta, le date o gli ultimatum o i penultimatum in questo caso non sono, secondo me, appunto, non è il caso di farlo. Vi assicuro che si sta lavorando in maniera intensa, sono anche domani, ad esempio io. Come dicevi tu, però, veramente c'è una cortina fumogena in questo momento in Sud Italia. C'è Gianfranco Viesti, che è un docente di Bari, che sta facendo una confusione e sta creando delle paure assolutamente assurde. Quindi si sta creando un fronte del Sud contrapposto specialmente contro il Veneto. Pazienza, ce ne faremo ragione. Noi abbiamo alle spalle un referendum che ha portato tantissima gente a votare. Prima parlavi dell'identità e della sensibilità che è più presente nel nostro territorio rispetto ad altri. Se si è votato in maniera così partecipata e intensa in Veneto rispetto ad altre realtà, è perché qui la gente ci crede in maniera trasversale. Tocca a tutti quanti, secondo me, appunto le sensibilità anche politiche o culturali, ma noi in Veneto ci meritiamo quello che abbiamo chiesto il 22 ottobre del 2017. Benissimo, grazie Presidente. Allora adesso un piccolo stacchetto pubblicitario, rimanete incollati al televisore, perché poi vedremo quasi subito dopo un bellissimo filmato del blogger, il nostro giornalista Andrea Seronco. Ora Borsoi è anche concessionaria ufficiale Seat per le province di Venezia e Treviso. Nuova Seat Arona FR TDI da €159 al mese con 4.000 euro di vantaggi. A Mestre in via Camarcello 75, a Treviso in via Castellana 39 e su borsoi.net.
Buonasera e benvenuti ad un'altra puntata di Insieme, Idee e Persone. Eccoci di nuovo in diretta, sono le 21:17, per i nostri amici telespettatori siamo in diretta dai studi di Canale Italia Urbano qui a Padova. Andrea Serronco, blogger, giornalista, che cos'è questo Veneto imbruttito? Innanzitutto perché questa parola Veneto imbruttito, come mai scelta? Ma il Veneto imbruttito è nata un po' dalla contrapposizione, che c'era già una pagina su Facebook che si chiamava Il Milanese Imbruttito, anzi che si chiama Il Milanese Imbruttito, dove loro, per essere imbruttito, ok, il milanese deve essere quello che dice uè, figa, uè. Sì. E io ho detto, boh, noi veneti siamo proprio l'opposto, ok? Quindi siamo quelli che invece ridiamo, ok? Il Veneto reale, quello da strada, è quello che ride, si dice la cosa un po' grezzotta, no? Ok, è quello che ci fa ridere a noi. Quindi è nata così, il Veneto imbruttito è un po' il Veneto reale, il Veneto genuino, ok? Non è stata una parola semplice da esportare, ci ho messo tanto veramente, perché soprattutto all'inizio dicevo imbruttito, ma perché i venti non sono brutti? No, non è per quello che è quello il significato. Il portale è un portale dove si coniuga divertimento, storia, cultura, ok? Sempre in forma leggera, però dove tentiamo, perché adesso è diventata un'azienda, tentiamo di trasmettere proprio i veri valori veneti, insomma, ecco. Bene, bene. Allora adesso prego la regia, Marco, di mandarci il primo contributo video. Vediamo Andrea Serronco le prese come una specialità tipica di Venezia. Ciao imbruttiti, oggi siamo a Venezia, questo è un altro episodio di Mi So Mona, alla scoperta delle primizie e delle eccellenze venete. Oggi parliamo di cibo, guardate qua. Siamo qui nella fattoria della famiglia Finotello, qua siamo con Claudio, si chiama I Sapori di Sant'Erasmo, abbiamo anche il capitano Emiliano che ci porta in giro per questi posti stupendi. Oggi parliamo di questa cosa qui, è il carciofo violetto di Sant'Erasmo e di una cosa in particolare che è assolutamente amata dai veneziani, la castraura. Siamo alla ricerca da castraura. Il taglio, si deve stare attenti di tagliarla perché altrimenti comprometti il raccolto successivo. Qua sono i bottoli, è 1, 2 e 3. Che sarebbero quelli che vengono fuori dopo la castraura. Dunque il taglio devi farlo perfetto perché altrimenti li vai a tagliare. E questa è il fiore da castri, praticamente dai forza alla pianta. Un amaro dolce. Sì, è particolare. Va mangiata cruda. Un po' di olio, pepe, sale, un po' di scaglie di grana. Perfetta, è una chicca. Una chicca? Questo qua, ti vedi, sì. Il primo fior che si cava da castraura. Sì. Dopo qua, veramente che cresce i bottoli. Queste se ti volti puoi raccoglierle perché si fa il decotto, che purifica il fegato. Qua si vede il medolino. Ok. Ti devi cavar via questo, ti sbucci come una banana, così. Questo è buono da mangiare, che ti puoi farlo in pinzimonio. Quindi crudo? Crudo. Si toglie proprio queste foglioline qua, che sono foglioline matte, disegno. Sì. Si rifia così l'amaro, si toglie la punta. Se ti taglia julienne così, in tondo, non col coltello che taglia un piffero, ti puoi fare con scaglie di grana o col tonno e si mangia crudo. Buonissimo. Se no, si fa così, a spicchietti, e ti fa impanare. A castraura, a chicca, si deve mangiarla così. Devi mangiarla proprio cruda? Ecco che io consiglierei non di farla come antipasto. Sì. Ma come secondo piatto, perché come antipasto, quando mangi questa, ti porta via un po' il gusto dei primi piatti. Adesso si dice castraura, però da noi viene chiamata il canarino. Buonissimo. Non è proprio cosa di carciofo. La signora aveva detto che si amaro, che è la castraura. Questa nera, eccola qua.
Questa si chiama castraura perché è il primo fiore del carciofo che viene fuori. Quello là è una primizia perché non è amaro, dura 15-20 giorni. Quindi è solo 15-20 giorni Sì, l'anno? è tipo un fiore. Bene, eccoci nuovo in diretta, bellissimo questo filmato. Quindi come mai Andreas sei andato poi alla ricerca di questo aspetto culinario particolare? Ma perché comunque tutti i reportage che faccio sono sempre legati a qualcosa di particolare, speciale, che magari viene messo, a cui viene dato poco spazio, poca luce, insomma, ecco, di solito. Una cosa che farò, ok, proprio nelle prossime settimane, che devo già fare a dicembre, ma che voglio fare in maniera particolare, è mostrare ai veneti, è una cosa che si conosce poco in Veneto, ma per Verona è un'istituzione, si chiama la Pearà, ok, non so se la conoscete, ma è veramente, la Pearà a Verona è come dire, non so, la baccalà alla vicentina, è proprio è un'istituzione. E mi sono accorto che sì, la Pearà con il bollito, con l'esso, e mi sono accorto proprio che in Veneto, soprattutto dalla parte diciamo di Treviso, Padova, Venezia, la Pearà è una cosa che non si conosce. Dico, la Pearà cos'è? Ok, e già noi stessi non conosciamo a volte non le particolarità, ma le specialità della nostra cucina, perché quella veramente è una cosa che ha una tradizione storica, ok? E lo voglio andare a fare, non andare a dire ah quanto è buona la Pearà, o io non faccio mai i servizi così. Voglio andare a trovare una nonna, ok, una nonna veronese, proprio a Verona, che voilà d'ore che mi prepara Pearà finché sto là dall'inizio fino alla fine. Poi vedrete. Sì, esatto, anche perché ci vuole un bel tempo di preparazione. E voglio proprio far vedere la genuinità della cosa, quindi proprio la nonna che tu potresti andare tu a casa ti trovi amorosa di Verona, ok? Ti porta la nonna e la nonna ti spiega che cos'è sta Pearà. Ecco, quello secondo me è la cosa che funziona di più. Carlo Tossiris, quali sono le eccellenze del Veneto? Perché poi giustamente ha detto ha fatto emergere un particolare che è importante, cioè noi stiamo perdendo memoria storica delle ricette tipiche e tradizionali. La Pearà fortunatamente viene ancora fatta a Verona, ma penso alla soppa coada, piatto nazionale trevigiano, non la conosce nessuno. Chi la fa sarebbe un pasticcio di piccioni, ma questi sono due esempi, ce ne sono centinaia di prodotti e ricette che noi stiamo perdendo. La castraura 15 giorni, dice Roberto, non la trovi neanche a Mestre, non la trovi nemmeno a Mestre. Ma io potrei portare degli esempi, il codinzon, cioè avevamo specialità bellunesi tipiche perse, perdute. Quando noi perdiamo questa memoria storica, cioè noi non perdiamo solamente un piatto, una ricetta, badate, noi perdiamo la memoria storica di quelli che sono stati i nostri genitori, i nostri nonni, la storia stessa del territorio. Il piatto nazionale veneto qual è? Andiamoci, i risi e bisi. Ma i risi, chi è che mangia più i risi e bisi come andrebbero fatti? Chi li sa cucinare? Risi bisi organica sarebbe però. Sì, no, ma allora, Presidente, come si fa, diciamo, come dire, a coltivare, visto che con col cibo può andare bene, queste tradizioni che non si perdano? Allora, queste cose non si fanno per decreto, non si fanno per legge, ma deve esserci una sensibilità dal territorio che serve a tramandare, a trasmettere, a far conoscere. Ad esempio sulla Pearà, proprio nei giorni scorsi, ma mi pare ieri o l'altro giorno, è nata la confraternita della Pearà che servirà a promuovere nei prossimi anni questo tipo di ricetta e di appunto eccellenza veronese, anche perché appunto con l'esso e col bollito è la fine del mondo. Bisogna che ci sia una sensibilità che parte dal territorio. Noi come istituzioni un aiuto possiamo anche darlo, però appunto deve esserci qualcuno che ci crede da dentro e che riesce a fare la cosa. Io conosco abbastanza bene il baccalà alla vicentina, è la scoperta dell'acqua calda nel 1987, una cosa che era praticamente scomparsa e che adesso riusciamo a portarla nelle TV nazionali e anche all'estero, proprio perché se c'è qualcuno che ci crede, se qualcuno si impegna, se i ristoratori hanno anche un ritorno economico da questa cosa, è una cosa che può avere futuro, può correre con le proprie gambe e può dare anche
soddisfazioni economiche a chi si impegna su questo. Ecco, dottore sindaco di Santa Maria di Sala, Riccardo Szumski. Santa Lucia di Piave. Santa Lucia di Piave. Effettivamente stavo pensando a quello che diceva il Presidente Ciammetti, la cultura, però effettivamente oggi i fast food purtroppo hanno ucciso la cultura dell'alimentazione, perché poi comunque non ci dimentichiamo che le ricette, appunto prima Andreas parlava, sto 2 ore davanti alla nonna, erano momenti di aggregazione familiare, quindi si cucinava tutti assieme, le famiglie si univano, si condividevano i progetti, le idee, e oggi invece non c'è più tempo. Questa cosa ovviamente uccide anche la cultura identitaria veneta. Purtroppo sì. Cucinare bene, cucinare alla veneta, i piatti tradizionali soprattutto, presuppone ore di preparazione, deriva anche dalla capacità di utilizzare quello che c'era sul territorio, quindi prodotti tradizionali, anche tra virgolette, senza buttare via niente, come è buona norma, soprattutto in campagna. Oggigiorno prevale la velocità, cioè, insomma, la gente oggi fa pranzo del disnago, come diciamo, con tramezzino, in velocità, per carità, senza disprezzare non sono razzista sul piano alimentare, ci sono quelli che fanno bene da medico e quelli che fanno meno bene, è difficile, però quello che è preoccupante è che se questo tipo di alimentazione prevale soprattutto nei giovani, questi poi non apprezzano più i piatti tradizionali, e anche un ristoratore che vuole riproporlo trova limitata la possibilità di produrlo in maniera costante. È vero che c'è una riscoperta, io vedo che ci sono, insomma, io faccio parte di quel terreno, parlando di turismo, che chiamo Veneto di mezzo. Non siamo mare, non siamo lago, non siamo collina, non siamo montagna, siamo pianura. Abbiamo tantissima storia, abbiamo tantissimi prodotti. Io sono contento nella mia realtà che ho dei giovani che stanno investendo sulle aziende familiari per fare produzioni proprie. Va bene, il vino, insomma, io ho dei ragazzi giovani che hanno riscoperto un salume con una formula del Medioevo, ci prendendo dalla tradizione, e lo brevetteranno, hanno brevettato, e il prossimo anno sarà pronto, si chiama la Silba del Piave. Mi faccio gli amici basei, ragazzi giovani, gente di neanche 30 anni. Cioè, e questo è il futuro, cioè aiutarli. Noi come istituzioni facciamo, come ha detto, quello che possiamo, ma li sosteniamo e cerchiamo di far arrivare la gente, far conoscere. Ecco perché in un sistema di diffusione territoriale del turismo noi da soli faremo, parlo ovviamente di tutte le zone di pianura, difficoltà a intercettare chi va al mare o a Venezia. Ci vorrebbe una politica ben diversa che riesca in qualche modo a far capire che il Veneto è tanta roba veramente, in tutti i sensi, dal punto di vista paesaggistico, storico, enogastronomico non ne parliamo, siamo quelli che hanno più prodotti tipici in tutta Italia come regione, ma vuol dire che ogni valle, in qualche modo, ogni realtà ha saputo sviluppare una sua caratteristica che è identità, perché viene da lontano, non è che tutto accade, è identità, cioè quello che siamo. Io lo dico spesso quando vado a confronto in giro per l'Italia, cioè, abbiamo una storia, il guaio è che a scuola non ce l'hanno insegnata. Però. Roberto Gimo, lei che è anche broker viaggi, come si fanno a convincere le istituzioni oppure gli alberghi a portare le persone più in campagna ad assaporare i sapori? Perché poi alla fine terzo aeroporto d'Italia, Venezia, le polemiche, abbiamo visto una puntata precedente, Mestre Venezia, certo. Polemiche dell'assalto dei turisti, città diventata invivibile che si spopola, invece magari questi turisti vedono solo Venezia, se ne vanno via, invece non assaporano le eccellenze del Veneto. Beh, allora, do alcuni dati numerici che possono far riflettere. Allora, il Veneto, a livello di incoming territoriale, per quanto concerne l'arrivo di turisti stranieri in Italia, fa da solo il 25% del PIL nazionale. E questo la dice lunga, vuol dire che il Veneto da solo fa il 25% di tutti gli stranieri che arrivano in Italia. Questo è un dato che dovrebbe lasciare basiti, considerando un po' la morfologia dell'Italia. E ciò nonostante, in Veneto comunque, che se ne è detto fino adesso, il turismo, che sia anche enogastronomico o esperienziale, comunque è un asset importante. È ovvio che ci sono
due elementi di fondamentale importanza che sono Venezia e Verona, che sono i due asset principali per quanto riguarda il turismo. Ma è altrettanto vero che comunque il turismo enogastronomico funziona e funziona bene. Certo è che questo dovrebbe far riflettere, perché oggettivamente con una regione per adesso, Veneto, che oggettivamente dà questi numeri, c'è una potenzialità di crescita che è ancora incommensurabile, e questo dovrebbe far riflettere anche il resto dell'Italia. Qui mi ricollego anche al discorso dell'autonomia. Se il Veneto, che fa il 25% del PIL nazionale per l'incoming, da solo, ha ancora degli spazi incredibili di crescita, potete immaginare quanti sono gli spazi di crescita che ci sono anche a livello nazionale, e questo, ribadisco, dovrebbe far riflettere specialmente chi come Viesti, stava parlando prima Presidente Ciambetti, critica quella che dovrebbe essere l'autonomia del Veneto. In realtà basterebbe sviluppare anche quello che dovrebbe essere il nostro asset di crescita maggiore, cioè il turismo, e tutta la penisola potrebbe, non dico rifiorire in senso assoluto, ma sicuramente vedere una nuova primavera. Questo è sicuramente una base. Poi mi ricollego per sviare un attimo il discorso al discorso dell'autonomia. Prima devo dare assolutamente ragione a Presidente Ciambetti quando ha detto che Viesti non dovrebbe preoccuparsi. È vero, non dovrebbe preoccuparsi, per il semplice motivo che, come hanno detto l'altro ieri Attilio Fontana, Presidente della Lombardia, come ha ribadito sempre ieri il Ministro Stefani, l'autonomia che si sta prospettando qui in Veneto è a saldo zero. Cioè vuol dire che teoricamente verranno date le competenze con la gestione dei costi storici su base regionale, quindi tecnicamente è così. Ora, non lo sto dicendo io, se serve, qui ci sono le dichiarazioni virgolettate sia di Fontana che della Ministro Stefani, quindi vediamo che autonomia arriverà. Perché poi, fra l'altro, io mi devo documentare, cerco di documentarmi il più possibile, e questo magari lo chiediamo anche, se possibile, al Presidente Ciambetti. Effettivamente io invece penso a un'autonomia al contrario. Allora, io sono del sud e un po' ho vissuto più anni qua al nord piuttosto che al sud, però da noi si dice l'agno rende, cioè alla fine uno si lamenta, ma perché vuoi fare delle cose? Alla fine le persone, pur di non sentirsi comprare le scatole, vengono accontentate, perché al sud alla fine c'è reddito di cittadinanza e anche contributi agevolati per chi viene assunto al sud. Quindi alla fine io penso che alla fine veramente i ragazzi del sud sono più agevolati rispetto a quelli del nord, agli imprenditori, a maggior ragione. Ciambetti. Una precisazione su quanto detto da Roberto Agirmo. Spesa sostenuta dallo Stato e dalla Regione, quale criterio da superare in via definitiva? Appunto quello della spesa storica. I fabbisogni standard dovranno essere determinati entro un anno dall'approvazione dell'intesa, che progressivamente entro 5 anni dovranno diventare, in un'ottica di superamento della spesa storica, il termine di riferimento in relazione alla popolazione residente, gettito di tributi, eccetera. Si parte dalla spesa storica, in un anno si determinano i costi standard e entro 5 anni dall'intesa va a regime un nuovo sistema di ripartizione delle risorse per efficientare la spesa pubblica in Italia. Abbiamo in tante zone una spesa pubblica improduttiva che va affrontata, superata e, se possibile, appunto ottimizzata. Però quel criterio va superato e sarà scritto nell'intesa, come ti ho letto. Una cosa, se mi permetto di aggiungere, tornando invece alla cucina e ai prodotti tipici, come diceva il sindaco Zumski, che sta promuovendo appunto una specialità del suo territorio, c'è nel nostro territorio un humus, secondo me, positivo, sia per chi risiede in Veneto sia per chi viene da fuori. Se la festa del riso di Isola della Scala fa 500.000 coperti in 3 settimane, se la festa del baccalà vicentina a San Rigo fa in 10 giorni 40.000 coperti, se la festa della zucca a Ghizzoli di Montegaldella fa in una settimana 40.000 coperti, vuol dire che se noi portiamo all'attenzione e alla possibilità dei veneti e anche chi viene da fuori delle specialità, abbiamo una risposta. Quindi dobbiamo promuovere queste cose che sappiamo fare bene, che dobbiamo magari far riscoprire, che tanti in qualche caso si sono dimenticati, ma una risposta, una sensibilità a questo tema nel nostro territorio c'è. Ma quel discorso che le accennavo, Presidente, del Sud, che comunque dove ci sono comunque delle agevolazioni per chi assume, io la vedo un po'
un'autonomia al contrario, cioè privilegiare con il reddito di cittadinanza, e purtroppo quando si è stato approvato il reddito di cittadinanza si sa che la maggior parte è al sud. C'è un'ulteriore agevolazione per i ragazzi del sud. Io sto scrivendo un libro sui giovani di oggi, ho quasi finito, perché ho fatto più di 25.000 colloqui di lavoro e mi arrivano in continuazione curriculum da giù di persone che non hanno nessuna intenzione di venire a lavorare al nord. Potresti essere un navigator, mi sa. Mi sono già candidato. Mi sono già candidato, ma sono troppo anziano. Ma a parte questo, però effettivamente sembra un'autonomia ribaltata. Alla fine questi qua si lamentano, non abbiamo soldi, poverini, siamo tutti quanti, non abbiamo reddito, eccetera. E alla fine il governo li accontenta perché si lamentano e chi si lagna ottiene qualcosa, reddito di cittadinanza e anche agevolazioni per chi viene assunto. Io la vedo così, da imprenditore ovviamente. Allora, che ci sia un problema di occupazione al sud penso sia relativamente chiaro ed evidente a tutti. L'applicazione... Disoccupazione volontaria, perché i posti al nord ci sono, però... L'applicazione del reddito di cittadinanza ha talmente tanti paletti e tante, chiamiamoli, vincoli, che quando sarà a regime vedremo effettivamente quanti potranno accedere. È una cosa che a me non piace, tanto per essere chiari, l'abbiamo votata come Lega perché fa parte del contratto di governo, ci mancherebbe, però ripeto, vedrete che nell'applicazione non sarà data a cani e porci, sarà data in maniera chiara a chi ha delle fattispecie ben evidenti, e soprattutto verrà revocata in maniera anche drastica, anche con denunce, a chi farà il furbetto. Quindi io mi aspetto appunto un'applicazione che arriverà fra qualche tempo, non è che parte un pulsante e è tutto pronto, non c'è una struttura pronta per fare questo. Abbiamo una sensazione, un ritorno dai nostri centri per l'impiego. In Veneto nessuno si sta informando del reddito di cittadinanza, tanti si stanno informando appunto su opportunità di lavoro e situazioni. Noi proprio geneticamente siamo contro queste cose. L'Italia è lunga e strana e ogni tanto abbiamo anche... Presidente, posso contraddire, le dico già che conosco un sacco di persone che mi hanno già detto vado a chiedere il reddito di cittadinanza e nel frattempo lavoro a nero. Nei centri per l'impiego del Veneto, nei centri per l'impiego del Veneto ad oggi non è che siano arrivate richieste. Non c'è la coda, insomma. Ma neanche la telefonata, sinceramente. No, questo è il ritorno che abbiamo dai nostri centri per l'impiego, che sono quelli che dovrebbero affrontare e sentire le esigenze e poi rispondere alle richieste. Ma ad oggi, giovedì 31 di gennaio, non abbiamo ritorni palpabili, misurabili dai centri per l'impiego del Veneto. No, perché magari forse a Girmo c'è anche la richiesta delle pensioni anticipate, quindi magari un po' di persone si stanno... Anche... Sì, no, beh, ma a parte quello, mi riallaccio a quello che dicevi tu prima in funzione a quelle che sono le opportunità nord-sud. Ora, l'altro giorno ho fatto un'intervista e parlavamo proprio di questo, nel senso che è venuto fuori alcuni elementi tra quello che sta facendo in questo momento il ministro Barbara Lezzi e quello che sta facendo Erika Stefani. Ora, mettiamolo così, partiamo da un sunto. Oggi, ad esempio, in Meridione, diciamo così, dal Lazio in giù, c'è un'incentivazione che si chiama Resto al Sud. Tradotto in parole povere, se tu sei un under 30, non mi ricordo se 30, dovrebbe essere under 36 anni, sì, hai diritto ad avere il 35% dell'investimento per la nuova impresa che vai a costituire a fondo perduto. Il restante è finanziato dalle banche con garante lo Stato, quindi sta a significare che tu fai un'impresa, se ti va male, vabbè, tanto il garante è lo Stato. Questo è di base, ma non è una battuta, è esattamente così. Ed è venuto fuori proprio l'altro ieri che il reddito di cittadinanza è una di quelle formule di agevolazione che può essere implementata in questo tipo di discorso. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu metti su una piccola impresa, fai un investimento di 100.000 euro, 35.000 euro ti sono regalati dallo Stato, gli altri sono sovvenzionati dallo Stato senza garanzie, okay? E puoi assumere delle persone con lo sgravio di quelle che sono le imposte determinate, o meglio, di quelli che sono i gettiti determinati dalla reddito di cittadinanza. Questo è dati di fatto, non sto inventandomi qualcosa, è legge, è gestito così. Io mi sono messo nei panni di un ragazzo 36 anni, per me un ragazzo è 18, 19, 20 anni, 25 anni che prova a imprendere, comunque non importa, mi sono messo nei panni di un veneto, un lombardo, un emiliano di 25 anni che prova a chiedere 100.000 euro di
finanziamenti per la propria impresa, se non ha la copertura alle spalle di ben oltre 100.000 euro, col cavolo che ha questa opportunità. Poi mi si viene a dire che manca il lavoro. Sì, è vero, manca il lavoro. La colpa molto spesso non è del meridionale, ma è della politica del meridione, la politica della gestione del meridione, la politica centralista. E una delle colpe è sicuramente anche di questo governo, che sia pentastellato o leghista, non mi interessa, è una colpa perché il reddito di cittadinanza, che è stato decretato perché c'era un contratto e quindi anche la Lega ha dovuto votarlo, resta il fatto che l'assistenzialismo non crea produzione, è un dato di fatto oggettivo. L'assistenzialismo crea voti, questo è un altro dato di fatto oggettivo. Ci possono essere molti altri sistemi per agevolare le imprese del Sud, sicuramente non dando una paga, per quanto, come dice il Presidente, ci siano dei paletti, resta il fatto che dove ci sono queste cose ci sono anche i furbi. Poi è altrettanto vero che a oggi anche a me risulta che in Veneto non ci siano richieste di reddito di cittadinanza. Per certi versi sono molto contento, per altri mi dispiace, ma sono molto contento perché anche chi ha bisogno oggi, in un'intervista, ho sentito dire reddito di cittadinanza, chi se frega, mi voglio al lavoro. Sei un fia differente. Solo che, Sindaco, bisogna anche mettere in condizione le imprese di poter assumere, perché oggi effettivamente le imprese sono un po' massacrate, fattura elettronica, controlli, burocrazia, alla fine siamo un po'... Guardate, non credo anche questo. Lo Stato italiano così com'è non ha nessuna speranza di risorgere, perché è talmente incancrenito in una burocrazia, in lacciuoli, in tassazioni, è un sistema elefantiaco che sta al centro e che si deve automantenere, e quindi si inventa tutto quello che deve inventare, perché voglio ben vedere anche sto reddito di cittadinanza con tutti i paletti, perché ci sono 30.000 cose che dovrebbero evitare i furbi. Guardate, non sono le norme che evitano i furbi. Io ho appena approvato ieri il decreto anticorruzione, una roba assurda imposta dalla burocrazia, con cui si crede che per legge sparisce la corruzione. Allora però tu mi ammetti i costi del comune, parlo del comune, ma questo è come una piccola azienda il comune. Abbiamo speso denaro, i dipendenti hanno fatto riunioni tra di loro, verbali, cosa bisogna fare, pubblicare, se uno è bravo non lo puoi rinvitare a fare un'opera, non lo puoi rinvitare la volta dopo perché bisogna fare la turnazione, per cui se uno è bravo non è detto che vinca perché avete farti l'offerta giusta, ma se è bravo, fuori dai balle, scusate il termine, se ha già fatto un appalto, ma dove viviamo? La competizione è che tu inviti tanti, poi vincono se sono bravi, se fanno l'offerta giusta e stanno dentro, perché poi non lo inviti più se fa il furbo. Almeno dalle nostre parti in Veneto, insomma, ecco. Furbi buoni e tristi che ne da tutte le parti, diceva mio nonno, e quindi questo... Però non si può competere in questa situazione. Dico un'altra cosa, decreto sicurezza. Adesso il prefetto mi ha scritto l'altro giorno dicendo che entro 10 giorni dovevo fare l'accensimento di tutti gli edifici abbandonati che fossero a rischio di occupazione. Gli ho risposto che io non facevo un tubo come comune perché sono con il numero di dipendenti sotto la media alla grande, sono già straimpegnati da compiti e li devo anche mandare fuori a fare una roba che è un costo aggiuntivo. Se mi dai i soldi per assumere una persona pro tempore, mi dà 5.000 euro, io li faccio il rilievo di tutto, ma non aggiunge un costo al comune che vive già di tassazione locale. Figuratevi le aziende, sono di quelle norme, è impossibile che siano competitive, è un miracolo che sopravvivano da questo punto di vista. Nessuno disbosca. Tutti promettono semplificazioni, c'è un decreto semplificazioni, venivo qui mentre venivo prima, sentivo un dibattito sulla chiusura domenicale, sull'ultima versione. Io dico che bisogna mandare una flotta di psichiatri, parlo da medico, a vedere chi diavolo ha messo una norma del genere, fino a 10.000 abitanti sotto 150 metri, puoi stare aperto tutto l'anno e via dicendo in base alla scalatura. Dove volete che andiamo con questa complicazione delle cose più semplici? Perché quando poi si fanno le cose a livello centrale e poi le si mettono complicate, assurde, e poi vogliono farsi ricadere che anche le regioni potranno fare le loro questioni, avviene una legge che fa il giro del mondo da quando è estesa e non funziona e appesantisce solo. Quindi toglietevi la speranza che ne veniamo fuori così. Ma Presidente Ciambetti, effettivamente voi che siete magari al governo e avete, diciamo, la possibilità di gestire ovviamente in maniera diretta. Dove? A Roma? A Roma? Sì, vabbè. A Roma, intendo. Siamo
in coabitazione con qualcuno, certo. Certo, intendo dire, non ci si rende conto che il clima, la cultura, le regole di quello che può essere in Sicilia sono diverse dal Veneto, quindi non è necessario, ma non per fare discriminazione, ma semplicemente perché comunque non parliamo di una macchina, vabbè, vendo la macchina della marca X, la vendo a Palermo, la vendo ad Aosta, è uguale. Parliamo di peculiarità storiche, culturali, identitarie, e non si riesce, geografiche, economiche, socioculturali, climatiche, cioè, tutto. Da Vipiteno a Lampedusa le differenze ci sono. Dicevo prima, uno strano e lungo paese. Proprio per questo, con l'autonomia, noi i programmi scolastici vorremmo scriverceli da noi per far presente qual è la nostra storia, ma anche per indirizzare i nostri ragazzi su settori e su iniziative, su specializzazioni che servono al nostro territorio. Questo è un esempio. Cioè, noi con l'autonomia cercheremo di fare leggi e iniziative molto più vicine a quelle che servono ai veneti rispetto a quello che una legge nazionale potrebbe fare in un minimo comune denominatore, che normalmente è un minimo comune denominatore al ribasso per tutta Italia. Noi abbiamo dei competitor appena oltre il confine, che sono la Baviera, che sono i paesi della Mitteleuropa. Cioè, noi dobbiamo competere con chi ha una marcia in più. Noi non abbiamo in questo momento la marcia a disposizione per essere alla pari con qualcun altro. Beh, i numeri del Veneto sono superiori alla media della Germania per quanto riguarda produzione, creazione di PIL. Ripeto, noi dobbiamo avere qualcosa che ci permetta di essere più liberi rispetto alle norme e alle leggi nazionali, che non sono assolutamente adeguate e adatte al nostro territorio. Per questo spingiamo sull'autonomia e questo secondo me è anche un primo passo. Non è che ci fermeremo alle 23 materie, ma fatto le 23 materie, dimostrato che come facciamo adesso riusciamo a gestire meglio le cose rispetto ad altre realtà regionali o rispetto allo Stato, chiederemo magari ulteriori iniziative, ulteriori competenze. Come veneti, ripeto, non possiamo avere una palla al piede che è data da qualcuno che non ha appunto le nostre caratteristiche, che non ha il nostro ritmo di lavoro, il nostro ritmo di vita, ma dobbiamo poter competere con il resto d'Europa in maniera più elastica. Ecco, lei parlava di resto d'Europa, però ecco, chiedo da Girmo. Girmo, siamo passati da una fase in cui comunque c'è poco da fare, certi governi di sinistra hanno portato sull'Europa appiattimento dei prodotti, unificazione, omogeneizzazione delle individualità, una fase in cui grazie anche alla spinta di certe nazioni qualche anno fa e poi magari anche in Italia con la Lega eccetera, invece in cui affermiamo e proviamo ad affermare l'identità del popolo, di un certo popolo, di una certa regione. Secondo lei a livello europeo le prossime europee saranno un momento di riscatto per affermare questo principio? Ci sarà finalmente, mi passi il termine, la rivolta dei popoli, le coscienze popolari, oppure ancora una volta appiattimento, euro, prodotti standard, multinazionali, fast food, al contrario delle identità storiche? Quello che succederà alle europee è molto variabile, varia sia su base europea che su base nazionale. Quello che succederà in senso a livello europeo, tutto dà adito a pensare che ci sarà una, chiamiamola, rivincita dei movimenti nazionalisti. In Italia plausibilmente in un modo o nell'altro comunque la Lega farà abbastanza cappotto, dipende come si presenterà, dipende anche poi in Veneto quanto riuscirà a spacciare per buona l'autonomia che porterà e quindi tutto relativo. Per quanto riguarda, basta vedere anche quello che succede in Francia, anche se le televisioni non ne parlano, in questo momento sono ormai 2 mesi e mezzo circa, che c'è il movimento dei gilet gialli che sta mettendo a ferro e fuoco veramente una nazione. Quando parlo ogni sabato, invariabilmente ci sono migliaia e migliaia di cittadini che scendono in piazza contro il governo Macron. Perché? Perché il governo Macron, ricordiamocelo, non è un governo di partiti, ma è un governo costruito a tavolino da una serie di elite economiche e sociali francesi e europee, aggiungerei, che ha determinato l'ascesa di qualcuno che fino al giorno prima era un signore assolutamente nessuno. Non dimentichiamo l'asse con la Germania, assolutamente.
c'è sempre stato. Vabbè, si potrebbero fare delle battute su questo, ma non le facciamo. E quindi non c'è soltanto questo movimento di gilet gialli in Francia, i movimenti stanno venendo fuori un po' dappertutto. Poi le rivendicazioni iniziali, quelle che sono state spacciate dalla televisione per l'aumento delle accise sul carburante, erano soltanto delle micro cause di quello che è stato veramente il movimento dei gilet gialli. È stato molto più ampio. Oggi il problema francese, anche se sembra assurdo, per certi versi è quasi peggio della situazione italiana, perché veramente l'impiegato medio francese non arriva a fine mese, veramente, per quanto ci sia la grandeur francese, e poi la capacità dei media di nascondere certe cose per la paura di divulgare questo tipo di situazioni è altrettanto palese. Basta vedere che la comunicazione non esiste. Bene, approfondiremo, adesso lanciamo la pubblicità, ancora qualche secondo, sono le 21:51, rimanete con noi. Buonasera e benvenuti ad un'altra puntata di Insieme, Idee e Persone. Eccoci di nuovo in diretta, sono le 21:53. Ecco, vorrei anche ringraziare il nostro sponsor, main sponsor Exo01, agenzia di comunicazione che si occupa non della produzione di mezzi di comunicazione, non solo, ma anche nel valorizzare le aziende. Oggi le aziende soffrono un po' la burocrazia, soffrono la fatturazione elettronica, i costi legati all'assunzione per le impiegate che devono fare la fatturazione elettronica, però alla fine c'è bisogno anche semplicemente di valorizzare, ne abbiamo parlato anche prima con i prodotti, molto spesso le aziende non sanno come valorizzare quello che sanno. Exo01 si occupa principalmente di questo, accendere i riflettori sulle proprie attività in maniera tale da mettere in evidenza rispetto ai concorrenti, rispetto al mercato, e quindi fa crescere le aziende, quindi un ottimo strumento per il territorio. Ecco, a Girmo quindi parlavamo di Europa. Ti volevo dare l'assist per il prossimo argomento. Ovvero sia il discorso di quello che è successo nel disastro del Bellunese. Bene, allora lanciamo l'agenda. È stata coordinata la cosa, dai. Lanciamo allora, prego la regia di mandare il secondo video, sempre del nostro amico Andrea Seronco. Nei giorni scorsi il presidente del Veneto, Luca Zaia, si è arrabbiato un pochettino. Una turista venuta qua in provincia di Belluno se l'è presa pubblicamente con Rocca Pietore. Siete semplicemente indegni e indecenti. A 3 mesi dalla frana e devastazione pensate solo a prendere i soldi del parcheggio. L'ho sempre detto, voi altri veneti, pensate a Ciapaskei. Canyon chiuso e alberi sulle strade lasciati a ramengo. Popolazione di lazzaroni e assistenzialisti. Luogo comune sul Veneto, Cristian. Proprio esatto. Piegate la schiena a lavorare, che vivete di questo, e rendete il paradiso in cui state un inferno. Merde! No, secondo me era un francesismo, ho detto merde. Vabbè, mileso merde. Quindi noi abbiamo risposto con l'autoironia che caratterizza il Veneto e i veneti. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una canzoncina così per sdrammatizzare l'argomento. Siamo venuti qua a Rocca Pietore. Oggi il Veneto imbruttito si trasforma nei Mon Amour. Cristian, Andreas, guardate qua. La base è quella dell'italiano di Toto Cutugno, però l'abbiamo fatta nostra, vai. Lasciami sistemare con la me pala in mano, lasciami lavorare. Scusate, che danni qua ne abbiamo. Aspetta, sindaco, salve. I bellunesi sono stati bravissimi, degli eroi autentici. Voglio solo ricordarvi che c'è 28.000 ettari del bosco che non c'è più, circa 14 milioni di tronchi. Se qualcuno vuole un tronco si faccia vivo. E anche la signora, mi raccomando. Un tronco anche per lei.
Ecco, complimenti, allora siamo di nuovo in diretta, complimenti a Nelson Rocco che ha fatto anche cantare Zaia, per momenti tecnici abbiamo dovuto un po' ridurre il video, ma allora quindi anche qua il Veneto si mette a lavorare, nessuno ne parla, ricordiamo abbiamo fatto anche metà novembre con la Girmo una trasmissione al Nevegal dedicata proprio a questo aspetto. Alla fine l'Italia è abbandonata, cioè l'Italia prende i soldi del Veneto, però quando poi si tratta di dare solidarietà alla fine poca, molto poca. Beh, però diciamo che a casa nostra i veneti hanno fatto delle gran cose, ci sono molte aziende in Veneto che hanno dato una mano, anche gruppi da soli che hanno raccolto, quindi diciamo che in casa abbiamo fatto quello che potevamo fare. Oltre il Veneto alla fine un po'... diciamo paroni casa nostra si dice, no? Ti do invece un accenno. Allora, il presidente della provincia di Belluno, Padrin mi sembra si chiami, aveva stimato indicativamente, non so poi le stime reali quali siano, di circa 1 miliardo i danni causati dal maltempo in Veneto. E la cosa mi fa riflettere per tornare al discorso dell'autonomia. Allora, sono stati stanziati un totale di 33 milioni, se non vado errato, Presidente mi corregga. Ti do il dato a mercoledì. Perfetto. In cassa. Ok. 150 milioni depositati mercoledì. No, non parlo di quelli raccolti, cioè quello dello Stato. 100 milioni? 150 milioni arrivati dalla Tesoreria Generale in cassa nostra, che stanno per essere distribuiti ai comuni perché abbiamo delegato ai sindaci gli interventi, specialmente nella parte boschiva. Gran cosa, bella, e onestamente credo che se noi avessimo l'autonomia non sulle competenze ma con il residuo dei 9 decimi del residuo fiscale, c'è un bellissimo sito che è leganord.veneto.it che dal 2015 ha un contatore che sta contando quanti soldi, leggo testualmente quello che la Lega Nord, che poi non si chiama più Lega Nord ma si chiama Lega ex Nord, ha scritto, cioè sostanzialmente euro regalati dal 2015 dal Veneto allo Stato. È una cifra che io faccio difficoltà a leggere perché non sono abituato, 81 miliardi 203 milioni 654 mila eccetera. Insomma, Presidente, è un sacco di soldi alla fine. Se noi fossimo veramente autonomi, non dico indipendenti, giusto? Se noi fossimo veramente autonomi e non indipendenti, avremmo messo a posto... Siamo quasi in chiusura. Allora, Presidente, una data, un momento di... Settimane. Sì. Okay. Beh, comunque qualcosa prima delle europee bisogna che... No, sto parlando di febbraio, non sto parlando di... l'intesa verrà firmata fra qualche settimana. Sindaco, lei è speranzoso come Presidente Ciambetti sull'autonomia oppure... Ma io sono indipendentista, quindi tutto il resto sono piuttosto che niente, meglio quello, però sono abituato a valutare concretamente qual è l'autonomia reale e non può che essere con risorse idonee. Dobbiamo aspettare, da quello che ho capito oggi, stasera, 6 anni prima di vedere la messa a punto. 6 anni sono tanti, è più di un mandato del sindaco. Campa cavallo. Va bene, allora siamo in chiusura, gli argomenti sono molto interessanti. Allora saluto i nostri ospiti e poi faccio la chiusura perché vi dico domani saranno delle sorprese interessanti. Ringrazio il Presidente Roberto Ciambetti che si è esposto in diretta, ha detto qualcosa verrà c'è molta attesa su questa. Il 15 la data è prefissa. Col 15 noi ci saremo fatalità venerdì, quindi... Io non mi fisso a date perché comunque da Roma sorprese ne vedo sempre. Fra qualche settimana si firma. Ma comunque a lei farebbe piacere se noi il 15 in diretta la chiamiamo al cellulare. Sì. Roberto Gimo, se lei ha piacere può chiamare Presidente Ciambetti il 15, la invito, per aggiornamenti in tempo reale. E poi abbiamo Paolo Caratossidis, Presidente dell'Associazione Cultura e Cucina, primo Festival della Cucina Veneta. Paolo Caratossidis, le chiedo anche, la inviterò ancora perché mi fa piacere che questo... festival venga promosso, ci deve aggiornare sull'iniziativa perché veramente diventerà, sono sicuro che il suo impegno... anche noi a Santa Lucia se vuole. Bene. Una cosa, abbiamo un appuntamento importante per Cortina, no? Sfruttiamo quegli appuntamenti per mostrare tutto quello che abbiamo sul territorio e la cucina è una parte fondamentale. Arriverà gente da tutto il mondo, facciamoli vedere come si mangia in Veneto. Sono d'accordo. Il cibo è il collante di tutto, relazioni, distribuzione turistica, economico, turismo, tutto.
Benissimo, poi abbiamo Roberto Agirmo che è il nostro opinionista, Indipendenza Noi Veneto. Veneto libero. Non Vincenzo Lovino, quindi. No, in questo caso è Veneto libero. Andreas Ronco, giornalista, il Veneto imbruttito, anche lui col suo impegno lodevole, veramente fare dei video stupendi, complimenti. Contribuisci anche tu? Beh, io faccio la mia parte, dico che impariamo a riscoprirci fighi. Noi siamo prendere fighi, consapevolezza, esatto, la consapevolezza. Ci hanno bombardato per 20 anni in media che era meglio questo, era meglio quello, e siamo fighi, non dobbiamo vergognarci di quello che siamo. Siamo fighi così come siamo, non dobbiamo volerci cambiare. Ecco, riprendiamoci il nostro spazio. Esatto. Riprendiamoci il nostro spazio, questo è il senso. Sindaco, è la dimostrazione che l'autonomia si può fare anche partendo proprio dai comuni e cercando la specializzazione, puntando sul turismo e puntando su iniziative enogastronomiche. Bene, grazie anche a lei, Sindaco Riccardo Szumski, Sindaco di Santa Lucia di Piave. Ecco, ringrazio i nostri ospiti e ecco, vi invito domani, ci sarà una puntata super, perché lo dico con un po' di enfasi e chiedo a Marco scusa se mi prendo un minuto in più, al nostro regista, perché parleremo di tante cose legate all'economia, di quello che sta succedendo. Domani la puntata nazionale, andiamo sull'84, parleremo di fatturazione elettronica e parlerò anche di certe situazioni ma non voglio annunciarvi nulla perché ci sono ospiti, gli argomenti sono interessantissimi. Parleremo anche di quello che sta succedendo all'imprenditore che non ce la fa più a sopportare le inefficienze della fatturazione elettronica e porterò delle testimonianze molto forti. Grazie ai nostri ospiti, grazie ai nostri telespettatori. Giovedì prossimo ancora insieme alle persone mi sono Veneto a parlare di autonomia, di cultura, vedremo delle cose ancora più interessanti, ancora molto interessanti e alla prossima.